Palazzo Doria Spinola, Salone del Consiglio, Città Metropolitana di Genova. Io sono onorata e ogni volta emozionata e felicissima di aprire questa manifestazione. Questo pomeriggio, appunto, nel Salone del Consiglio della Città Metropolitana di Genova, ex Palazzo della Prefettura. In tal senso ringraziamo la dirigenza della Città Metropolitana di Genova per il consenso a tenere l'evento in questo prestigioso esempio dell'architettura monumentale genovese. L'evento è stato organizzato da Ente Nazionale per il Tempo Libero, Delegazione Regionale della Liguria, da ALM, Associazione Liguri nel Mondo, Presidenza Internazionale, da CIF Comunale, Centro Italiano Femminile, da Radio Truman TV di Tele Monte Carlo, col patrocinio della Città Metropolitana di Genova, dalla Consulta Femminile di Genova, del Centro Eurodirect di Genova. Il nostro evento, dal titolo In cammino per Genova, arte, scienza, cultura e spettacolo, viene organizzato nell'ambito delle giornate europee del patrimonio 2024, con il tema Patrimonio in cammino. In tal senso ringraziamo per la sua prestigiosa non può essere con noi, ma lo ringraziamo comunque con un grande applauso, il dottor Massimo Pronio, che purtroppo è ricoverato in ospedale a Roma, ma che ci invia un suo saluto. E direi che a questo punto apre la manifestazione, come poteva mancare, il meraviglioso gruppo storico di Voltri, che invito a fare il suo ingresso e la sua sfilata con i meravigliosi costumi. Sono i 3 rappresentanti del gruppo storico di Voltri. Prego, un applauso. Un applauso a questi meravigliosi abiti che ogni volta ci deliziano la vista e ci arricchiscono. Sicuramente un grande valore aggiunto in questo pomeriggio di eccellenze, direi, perché avremo 3 premiati di grande eccellenza, bellissimi costumi. Sì. Faccio dire una parola, se vuole parlare appunto in rappresentanza, prego. Buonasera a tutti, il gruppo storico Voltri, nostro presidente Mariella Garbero, grazie Anna Maria Cappello sempre dell'invito, e in collaborazione con il municipio Settimo Ponente noi aderiamo sempre a tutte le manifestazioni. Grazie a tutti e buona serata. Grazie di cuore, meraviglia delle meraviglie che rivedremo ancora dopo. Grazie al gruppo storico di Voltri. Lo spettacolo, diciamo, intanto faccio un breve riassunto. Si sviluppa col seguente programma. Intanto ci sarà una presentazione del Palazzo Doria Spinola tenuta dall'architetto Alberto Falabrino. Ci sarà l'intervento dell'editrice Cristina Montepilli con la presentazione degli ospiti d'onore, l'assegnazione di 3 attestati Enter 2024 al merito sociale e culturale a Carlo Barbero, al merito culturale e scientifico Andreana Serra, al merito artistico e culturale a Corrado Tedeschi. Le performance poetiche della poetessa Anna Maria Cappello e dell'architetto Paolo Falabrino, la performance musicale dei concertisti Tuo Loris e Manrico Cosso, violinisti dell'orchestra del Teatro Carlo Felice, e il contributo tematico dell'attore, del grande autore Robby Carletta. Presentazione dei vari attestati. Enter con ALM, CIF e Radio Truman TV hanno voluto organizzare un evento articolato, polivalente. L'intenzione è quella di contribuire alla valorizzazione dell'immagine artistica e scientifica di Genova, con attenzione alla promozione del turismo culturale, l'economia dominante della nostra regione. L'ideatrice e promotrice di questa meraviglia è Anna Maria Cappello. Ecco. Facciamo suonare un brano musicale. Sì. L'abbiamo messo dopo la tua poesia, Anna Maria. Sì.
Vogliamo invertirlo? Allora, diciamo che di solito, di consueto, prima di dare inizio alla manifestazione, io chiamerei il consigliere delegato Laura Repetto della città metropolitana di Genova, che in rappresentanza del sindaco per dirci 2 parole. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Buonasera a tutti. Io porto saluto del sindaco metropolitano Marco Bucci, che sapete indaffaratissimo in questo periodo, che mi delega in città metropolitana a seguire tutti gli eventi che sono legati alla cultura, al patrimonio e alla scuola. Per me è un piacere, no? Oltre che un onore essere qui con voi stasera. Sono qui per salutarvi, per ringraziare gli organizzatori per quella che è stata già presentata come una serata veramente ricca e che può percorrere davvero tante espressioni della cultura, dell'arte. Abbiamo visto un gruppo storico, si finirà col teatro, se ho capito bene, la poesia, la musica, la pittura. Quindi non voglio rubarvi tempo, semplicemente ringraziarvi, ma ci tenevo a sottolineare che Anna Maria Campello mi ha travolta con la sua passione per questa sala. Questa sala è una sala che viene usata per pochissimi eventi. Di solito si usa per il Consiglio metropolitano, è una meravigliosa sala del 600, come potete vedere. So che è previsto un intervento per spiegarne le bellezze, e soprattutto il sabato è vietatissimo, è vietatissimo poterla aprire, perché abbiamo dei problemi interni di logistica e di organizzazione, ma ci tenevo particolarmente perché l'amore, la passione che si è creata tra lei e il CIF nelle precedenti manifestazioni mi ha travolto. Lo condividiamo perché anch'io sono innamorata di questa sala e sono fermamente convinta che gli enti questo devono fare: aprirsi e mettersi a disposizione della comunità, tanto più per manifestazioni di questo genere, che valorizzano la nostra comunità, i nostri artisti, tutte le figure di spicco. La cultura è un valore assoluto a cui dobbiamo aspirare, tendere, che migliora le nostre giornate e la nostra vita, che dobbiamo insegnare, perché i ragazzi la sentono sempre più distante, ma come è stato rilevato è anche turismo culturale, non è una vergogna, anzi non solo ha un valore spirituale, ma è anche un valore economico. Quindi per i nostri territori, ovunque si facciano, si organizzino manifestazioni di questo genere, si fa marketing territoriale, c'è un ritorno anche concreto. C'è l'associazione Liguri nel mondo e vorrei dire, no, ha un valore che trascende i confini anche della nostra regione. Questa tradizione, questa cultura, questa ricchezza artistica che abbiamo, quando va nel mondo si ritrova. Chi è lontano anela a tornare, ha nostalgia, e ovunque io parlo di Genova, della Liguria, della sua arte, veramente la risposta empatica e di affinità è sempre enorme. Lo dico perché ero in questi giorni a fare un gemellaggio a Marsiglia con il Dipartimento del Bouches du Rhône e mi sono permessa di parlare di questo, di mostrare i nostri splendidi territori, le tradizioni antiche, i mestieri, le arti storiche del nostro territorio. Ho fatto sentire un pezzettino, mi sono scusata perché gliel'ho rubato, dei ragazzi che cantavano Ma se che penso, si è creato un clima veramente meraviglioso. Quindi io ringrazio veramente tutti voi perché queste occasioni sono preziosissime. Io sono qui solo per valorizzarle e ringraziarvi per averle organizzate. Grazie a tutti. Grazie al consigliere Laura Repetto, e adesso direi di dare la parola al presidente Enkel Alessandro Casareto per il suo consueto saluto. E poi ne abbiamo tanti. Mi ha detto di parlare bene e poco, quindi sarò in questa situazione. Comunque sapete, perché per molti di noi anche presenti, che è una manifestazione ricorrente che noi facciamo praticamente almeno 3 o 4 volte all'anno, grazie a Maria Cappello, ai fratelli Falabrino, a una grande presentatrice, ma in realtà attrice di grande fama, grazie alla collaborazione di Radio Truman, da Monte Carlo, Genova, insomma, tu riunisci quella costa che parlano tutti i genovesi, bisogna
chi non lo sapesse, mentre il principe Ranieri non conosceva il genovese, Sua Altezza Serenissima Alberto II di Monaco parla perfettamente genovese. Grazie a una legge speciale che ha fatto il segretario di Stato di allora, mio carissimo amico, grande uomo di cultura, Alberto Grimaldi, vuole dire Grimaldi in più? Sì, sì. Alberto II, Sua Altezza Serenissima, però l'ho detto, quindi quando dico Sua Altezza Serenissima, che è il titolo ufficiale, vero? Allora, detto questo, quindi tu rappresenti anche la continuità dell'areale della parlata ligure, e che devo dire che la consigliera Repetto ha ricordato che cultura è anche tenere le proprie radici e la propria identità. In questo senso il premio, l'attestato che diamo almeno in 3 appuntamenti all'anno, 2 o 3 premiati, testimoniano questo, cioè voler dare un riconoscimento a quei genovesi, alcuni li vedo anche in sala, non faccio i nomi se no uno lo sto guardando, che hanno inventiva, imprenditorialità, cultura, innovazione e portano il nome di Genova nel mondo. Ricordavo prima che Genova è stata al centro del Mediterraneo quando il Mediterraneo era al centro del mondo. Non a caso le rotte per l'America, e non la scoperta dell'America come si dice, ma le rotte per l'America sono state fatte da un grande genovese, grande navigatore, che è niente poco di meno che Cristoforo Colombo. A questo punto qua, quindi io lascerò adesso, lascio la parola alla nostra Lucia Vita che ci illustrerà la giornata. Mi scuso del ritardo di partenza, c'è stata anche l'evenienza di una manifestazione che ha un po' intralciato la presenza di alcuni di noi, e abbiamo anche alcune defiance, una delle quali è Pronio, che è commissario europeo per la comunicazione, quindi avevamo anche la presenza di un commissario europeo, a significativo che noi siamo sempre più importanti. Così mi sono messo le penne del pavone, il lavoro però l'avete fatto voi. Grazie a tutti di essere intervenuti e lascio la parola a Lucia. Grazie di cuore, Presidente Alessandro Giavello. Adesso lascerei la parola a un altro presidente, a un altro grande presidente, l'ingegner Mario Menini. Grazie Assessore. Buongiorno a tutti, intanto grazie, sono veramente grato a Estelle per questa ennesima manifestazione a cui sono stato invitato formalmente come Presidente internazionale dei Liguri. Credo che questa sia un'occasione per vederci, per incontrarci e per solidarizzare con quelli che sono i tentativi che sta facendo, riusciti tra l'altro, la nostra giunta in comune, proprio per valorizzare attraverso le giornate del patrimonio quelle che sono le ricchezze e le meraviglie della nostra città. Io volevo semplicemente dire 2 cose. In questa sala dove oggi ci vediamo qui ci sarà, lo citava l'assessore, per questo non lo sono ricordato, ci sarà martedì mattina alle 11 la presentazione proprio dell'ensemble corale Pertini, che è quella che l'altro giorno ha commosso Monte Carlo, credo, facendo il Massighetto ovviamente a Cappello. Ecco, quindi questo è uno degli appuntamenti che avremo martedì prossimo qui in ottobre, in questa meravigliosa sala. Per il resto devo dire 2 cose. Noi come Associazione dei Liguri abbiamo finalità, queste le il tempo libero eccetera, e quindi ci va benissimo partecipare sempre e dare il nostro contributo. Ma la nostra funzione come Associazione Internazionale dei Liguri è quella di mantenere i contatti con le nostre associazioni, farne nascere delle nuove. Sarà il 12 ottobre inaugurata a Gran Canaria con l'avvento, il discorso di Colombo, e poi abbiamo altre. Ieri per esempio ho ricevuto una delegazione da Rio della Plata, e noi teniamo i rapporti, cerchiamo di tenere agganciati i nostri liguri all'estero attraverso le loro tradizioni, i loro ricordi, i loro antenati, sperando che vengano qui. E l'obiettivo nostro, e mi devo congratulare con Bucci, perché l'ho sentito dire e dichiarare che il suo obiettivo, quando sarà, se sarà, è quello di rivalorizzare
tutti i borghi, fornendo quelle che sono le strutture necessarie, telematiche, uffici postali, eccetera, eccetera, che sono quelle che fanno sì che i residenti non se ne vadano, e questo è il nostro obiettivo. Tenere viva la nostra Liguria, rivitalizzare i borghi e, parola ultima, ripopolarli. Quindi con questo vi do a tutti un abbraccio, ringrazio Anna Maria per poi essere stata in questa iniziativa e buon lavoro. Grazie. Grazie di cuore, Presidente Mario Romini. Adesso diamo la parola alla dottoressa del Centro Italiano Femminile, Laura Casanova Rixi, per un altro suo significativo intervento. Grazie. Buonasera a tutti, io credo che quasi tutti voi conosciate, perché ormai insomma, la mia associazione è molto conosciuta in tutta Genova, ma in tutta la Liguria. Io sono molto onorata tutti gli anni di partecipare a questi giorni di cultura europea, perché veramente ci troviamo sempre d'accordo su quello che dobbiamo fare e quello che in effetti ci proponiamo di fare. Voi sapete che io sono presidente del CIF. Il CIF è un'associazione di volontariato, è stata la prima associazione nata in Italia nel 1944 e abbiamo una scuola professionale per ragazzi e aiutiamo le famiglie bisognose, quindi è un'associazione che si occupa un po' di tutto e anche di cultura. Quest'anno inoltre faremo dei corsi a delle ragazze, ad esempio extracomunitarie. Abbiamo recuperato una ventina di ragazze giovanissime, 14-15 anni, dalle strade. Cerchiamo di dargli un alloggio e stiamo già iniziando a fare i corsi di italiano. Quindi il CIF è onorato sempre di partecipare a queste manifestazioni per far conoscere anche quello che è il CIF. Io vi ringrazio e ha detto tutto i precedenti, non so cos'altro dirvi e grazie ancora della vostra presenza. Grazie di cuore alla dottoressa Laura Casanova Rixi. E adesso diamo la parola alla responsabile del Centro Europe Direct di Genova, Roberta Gazzaniga, per il punto informativo sulla Europa. Di portare il suo saluto, grazie. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, sono Roberta Cazzaniga, sono la referente del Centro Europe Direct del Comune di Genova e porto i saluti del responsabile della comunicazione, il dottor Massimo Pronio, che purtroppo per un problema di salute non potrà essere presente, ma che ci teneva tantissimo e infatti mi ha proprio detto: fai tutti gli auguri a questo bellissimo evento, perché sappiamo quanto comunque la Commissione Europea sia importante anche con tutti i progetti che mette a disposizione sul patrimonio e sulla cultura. E alla persona che mi ha preceduto dico che effettivamente negli anni la poetessa Anna Maria Cappello mi ha travolto sempre con tutti questi meravigliosi eventi e quindi vi ringrazio e buona giornata, buon proseguimento. Grazie. Grazie alla dottoressa Roberta Gazzaniga per il suo intervento. Adesso in realtà ci sarebbe l'intervento dell'architetto Alberto Falabrino, ma allora a questo punto lascio la parola alla dottoressa Cristina Montepini. Anticipiamo un po' di musica, quindi un intervento di due grandissimi artisti, il duo Cosso, Loris e Manrico Cosso, appunto. E ricordiamo a tutti che siamo anche in diretta streaming su radiotruman.tv. Insomma, ci teniamo che chi non ha partecipato in presenza goda di tutta questa manifestazione anche da casa. E comunque anche voi, se volete da casa, potete riguardare tutti i contenuti che stiamo producendo e che stiamo proponendo. Allora, il duo Cosso si stanno preparando e si esibiranno con alcuni brani e poi li vedremo anche durante la manifestazione, perché so che interverranno anche dopo Anna Maria Campello, con la sua performance poetica, e poi ovviamente anche in finale, quindi avremo 3 momenti. Perfetto, signore e signori, il duo Cosso, due grandi violinisti del teatro Carlo Felice di Genova.
eccoli qua che ci onorano e ci attienderanno con la loro eccezionale intervento. Prego. Buonasera a tutti, scusate. Buonasera anche da parte mia. Questa splendida sala, come ha detto la signora e quindi ci fa molto piacere essere qua. Vediamo un punto dove non potete Oppure suoniamo così, possiamo fare tanto poco, suoniamo un pezzo, 3 ore e mezza, poi finito, poco, tutto fuori. Sì, ci sta pronto, non c'è problema. Sì, lasciamo la parola. Quei parole hanno un escursus, hanno Più che un escurso, un discorso lungo, no, a parte gli scherzi, le battute, non preoccupatevi, ne sparo anche di peggio. Buonasera a tutti, benvenuti. È un piacere per noi essere qui in questa sala meravigliosa, come vi ho detto prima. Lo dico perché tanto non so più cosa dire, perché tanto vale il tempo. No, comunque, a parte gli scherzi, noi siamo il duo violinistico di Genova, la denominazione è questa. Abbiamo suonato 40 anni al Teatro Carlo Felici come prime parti, concertino dei primi violini, che sarebbe quello che sta vicino alla spalla, che è il primo violino. Ecco, per essere precisi. Però abbiamo suonato anche alla Rai di Torino, alla Rai di Milano, alla Fenice di Venezia, a Bordeaux, anche una bellissima orchestra. E poi abbiamo fatto la tournée con l'orchestra di Carlo Felice, la tournée in Cina con Pavarotti nel 1986, ormai tanti anni fa. Poi abbiamo fatto tante cose con Andrea Bocelli, abbiamo suonato 3 volte, siamo stati in Oman, vabbè, tante cose. Abbiamo accompagnato Rai Chart al Teatro Sovrano di Milano, abbiamo suonato davanti ai Reali di Monaco. Sì, esatto, c'era ancora qualche serenità. E niente, abbiamo, diciamo, dopo tanti anni dopo tanti meglio dire 10 anni, e abbiamo fatto questo, diciamo, è venuto naturale fare, non solo per il fatto di gemelli, di fare queste, diciamo, rielaborazioni per 2 violini o violino viola, dalla musica sacra alla musica da film, alla musica anche come il boogie boogie, anche tantissime cose. E abbiamo fatto 3 CD
Questo è il primo Eine kleine Nachtmusik, cioè una piccola serenata notturna, era un frammento ovviamente registrato da noi del primo CD. Adesso eseguiremo, il prossimo brano che eseguiremo è ora il famoso brano, celeberrimo, lo dico per celebrissimo, qualcuno c'era una volta all'Est di Ennio Morricone, che noi abbiamo avuto il piacere e l'onore di conoscere, perché dovete sapere che tanti anni fa, penso che molti lo sapranno, negli anni '80 al Teatro Margherita, ovviamente perché il Carlo Felice non era ancora diciamo così, è stato costruito, e c'erano delle serate, si svolgevano delle serate di beneficenza dove si iniziava a una certa ora e poi a oltranza venivano gli attori, oppure è venuto Vittorio Gassman, Luce De Cesa, Lina Volonghi, anche il mio maestro, il nostro grande maestro Renato De Barbieri, possiamo dire, siamo contenti e onorati di dire che è stato il nostro unico e vero grande maestro. Non ne abbiamo avuti altri perché con Di Barbieri è veramente di fama mondiale come didatta e quindi poi è venuto anche Ennio Morricone, che ha diretto l'orchestra del Teatro Carlo Felice negli anni '80 in un suo brano, in un suo film sceneggiato che era Il deserto dei Tartari. Quindi abbiamo avuto il piacere di conoscerlo. Questa sera, cioè adesso vi faremo ascoltare C'era una volta all'Oest, la nostra versione, io dico sempre riveduta e corrotta. Grazie. Complimenti sempre, ascoltiamo ancora il duo Loris e Manrico Cos, prego.
vuole dire qualcosa su di voi. Allora vi ringrazio, loro avrete notato, lo saprete, che sono grandi professionisti. Sono venuti per amicizia, gratuitamente, perché dove vanno, e lo dico, mi dicevano l'altro giorno, vai dall'idraulico, ti fanno lavoro, lo devi pagare, mi hanno fatto ridere perché sono simpaticissimi. Quindi li ringrazio sentitamente per aver partecipato a questa manifestazione. Grazie ancora a questi grandi artisti che vedremo alla fine, li vedremo ancora, quindi non è finita la loro bellezza, questa grande bellezza continuerà anche dopo. E quindi adesso arriviamo al qui presente architetto Alberto Falabrino, che farà un suo breve intervento. Allora, sarò molto breve anche perché abbiamo cominciato con le zone di impatto, anche per colpa della manifestazione che ne corso così. Siamo nel palazzo, sente la voce? No. Si sente? Eccomi perché sono qua a fondo. Allora, questo qua è il palazzo, oggi definito Palazzo Doria Spinola. 30 anni fa si chiamava solo Palazzo Spinola, poi finalmente si sono decisi a inserire anche Doria in quanto il fondatore del palazzo è stato Antonio Doria alla metà del Cinquecento. Questa situazione qua è tipica anche di Palazzo Doria Tursi, che Palazzo Doria Tursi è stato costruito e fondato da un grimaldi e oggi lo chiamano Doria Tursi, chiamato, come ho già detto anche al sindaco, chiamato Palazzo Grimaldi Doria. C'è questo problema, sapete tanti di quei nobili a Genova, che poi stanno in Italia. Allora, il palazzo è stato costruito nel 1546, cominciato nel 1546, è passato in Spinola nel 1624, guarda caso qua a Media, a Palazzo Doria Tursi, che è passato dai Grimaldi a Doria, e ha un difetto purtroppo attuale che è dato dal fatto che quando hanno costruito qui a Roma hanno tagliato la fetta. Era uno dei palazzi più importanti come dal punto di vista degli affreschi esterni che stanno scomparendo. Internamente ha avuto un grosso problema che nel Novecento è diventato sede della prefettura, quindi il prefetto ha fatto, non lui, ma il relatore ha fatto delle grosse modifiche. Ad esempio, quello tenete qua, che è tutto giallo, è un velluto, che migliora l'acustica, però ha eliminato tutti gli affreschi che c'erano dentro. Quindi abbiamo questo grosso problema di un palazzo importantissimo, perché era l'ultimo palazzo nobile prima di Porta dell'Acqua Sola, da cui poi si usciva da Genova, a pochi metri, che essendo stato poi modificato nella funzione, quindi diventato palazzo della prefettura, ha avuto delle esigenze, guardate per le pavimentazioni che sono recenti. I pavimenti sono stati costruiti da pochi decenni, e questo è un problema. Il problema è stato, questo problema da leggiamo qua nelle stanze, è stato un po' cercato di salvare mettendo questi bellissimi tappeti cosiddetti che si usavano. Però rimane il fatto che tutti noi abbiamo guardate solo da qua fino a sopra gli affreschi restaurati, però sono ancora molto belli. Pensiamo che il primo palazzo di Genova, credo che sono le troppo lunghe, in cui sono state rappresentate le città nella corte, no? Delle diverse città, Roma, Genova, eccetera, perché non usava un tempo, si usava sempre a rappresentare scene mitologiche. Quindi è un palazzo che è diventato importante proprio per questi motivi. Hanno cambiato un po' mentalità di fare gli affreschi, hanno voluto rappresentare il territorio perché rappresentare dei personaggi mitologici. Detto questo, il palazzo rimane sempre importantissimo, chiaramente, importantissimo, però ha perso la sua vivacità decorativa, diciamo, che purtroppo però non possiamo fare niente. Ok? Credo che adesso domani.
sarò breve anch'io. Allora, abbiamo veramente un ritardo pazzesco, quindi vi chiediamo un po' di pazientare se cerchiamo un po' di riassumere, però adesso è un momento importante perché dobbiamo presentare quelli che saranno i personaggi che riceveranno quest'oggi l'attestato Intel, riconoscimento Intel. E qualche parola sull'attestato. Allora, per Carlo Barbero. Carlo Barbero sarà il primo a ricevere il riconoscimento e l'attestato d'onore Intel 2024 vuole testimoniare la gratitudine della Liguria per la creatività multimediale, l'intensità e la vastità del suo eccezionale impegno per il suo originale contributo nella valorizzazione del mondo dello spettacolo e dell'informazione. Grazie Carlo Barbero. E possiamo procedere quindi alla lettura, quindi Lucia Rita vi leggerà quello che è il riconoscimento. Ente nazionale per il tempo libero, delegazione regionale della Liguria, decreto dirigenziale di assegnazione, giornate europee del patrimonio 2024, attestato Ente 2024 al merito sociale e culturale. Il sottoscritto architetto Alessandro Casareto, presidente regionale Ente Liguria, sentiti la responsabile conferimenti e promotrice dell'attestato Anna Maria Cappello, il presidente internazionale di ALM, Associazione Liguri nel Mondo, ingegner Mario Menini, la presidente CIF, Centro Italiano Femminile Comunale, dottoressa Laura Casanova Rixi, e ricevuto l'esito di consultazione dalla commissione Ente, composta da Franco Marco Astuti, ingegnere, Eliano Calamaro, musicista, Anna Maria Campello, promotrice culturale, Modestina Caputo, psicologa, Roby Carletta, attore e autore, Andri Gandalmazio, editore, Paolo Falabrino, architetto, Ugo Garuffi, operatore marittimo, Ruggero Di Caca Caruso, musicista, Mario Menini, ingegnere, Cristina Montepilli, editrice, Matteo Ottonello, architetto, musicista e pittore, Alessandra Rocci, letterata, Lucia Vita, attrice. Decreta il conferimento dell'attestato d'onore a Carlo Barbero, operatore multimediale, presentatore di eventi, concerti, libri, mostre d'arte, promotore sportivo e musicale, informatore televisivo. A tal fine si riportano le motivazioni adottate dalla Commissione. Carlo Barbero nasce nel 1954 a Genova, dove risiede e lavora. Si forma in una famiglia della borghesia genovese. Il padre è impiegato statale, la madre è cantante e dichiara a Carlo Barbero: fu la prima a cantare dopo la fine della seconda guerra mondiale, solo me ne vo per la città. Un grande successo del ligure Natalino 8. Il brano di matrice swing composto nel 1944 da Carlo Chestoni ed Ero Sciorini. Formatosi alla metà degli anni 60, la personalità di Carlo Barbero è dominata da un senso innato di ribellione e non è solo il jazz a catturarne l'attenzione. Il giovane si orienta verso la musica pop rock e la rivoluzione culturale del fenomeno nel mondo. Idealizza il vestire in stile rock ed, essendo amico di molti gestori di tale abbigliamento, diviene un ottimo modello per esposizioni fotografiche e piccole sfilate di moda nelle boutique in voga. Nel frattempo, da buon San Pierdarenese, Carlo Barbero aderisce all'organizzazione dell'Unione Calcio Sampdoria, partecipa al servizio sul campo in tutte le competizioni internazionali e nell'accoglienza per i mondiali di calcio 90. Questa attività gli consente di conoscere ed accompagnare grandi personaggi legati allo sport, allo spettacolo e all'industria, quali il presidente FIFA Sepp Blatter e il presidente mondiale calcio Joao Avalanche, gli attori Sean Connery e Rod Stewart, gli imprenditori Gianni Agnelli e Giovanni Pirelli. La stretta amicizia con i noti playboy Gigi Rizzi e Beppe Pirotti alimenta la sua vocazione per il mondo dell'informazione
e sviluppa collaborazioni con il giornalismo televisivo. Carlo Barbero affronta tematiche multimediali nello sport con i programmi Tutti pazzi per il calcio e Gol, nello spettacolo con interviste a personaggi quali i musicisti Gino Paoli, Cristiano De André, Francesco Baccini, Dario Bandambembo, i New Trolls, Piero Perù, Vasco Rossi, Edoardo Bennato, la regista Liliana Cavalli e le attrici Giuliana Di Sio e Claudia Geri. L'attestato d'onore a Claudio Barbera. Abbiamo Roberta che vuole partecipare alla consegna dell'attestato, perché ti lasciamo il microfono che deve dire anche qualcosa. Sì, l'ho saputo un secondo fa. Grazie. Carlo Barbero, datevi un bacino, qualcosa per arrivare tipo dell'afternoon. Dove va Carlo Barbero? C'è in mezzo. Ecco, la motivazione l'hanno letta tutto a posto. Ma posso dire una cosa? Dunque, intanto vorrei salutare con affetto la regista di questa manifestazione, la Lina Wettmüller dei Genovesi, cioè Anna Maria Cappello, fate vedere, che insieme ai fratelli Kessler e alle sorelle Kessler in quel palabrino sono riusciti a creare questa manifestazione che ogni anno premia dei personaggi di alto profilo. Fate vedere di profilo. Ora, voi avete visto quest'uomo, vi sarete fatti una valutazione. Come mai, mi chiederete, viene premiata una persona così? Se lo chiedono un po' tutti in un certo senso. Ma la cosa è andata così, che una sera, mentre la Wettmüller girava con la borsetta di notte, all'improvviso ha incontrato lui e naturalmente si è spaventata e gli ha dato la borsetta e lui, nonostante questa fatta, gli ha detto: no signora, guardi, io ho la faccia così, ma non sono un delinquente. E allora lei ha detto: beh, allora le darò un premio. Questo è il motivo per Carlo Barbero. L'ha identificato anche me a casa mia. E Grillo cosa ti ha detto? È alcun vivo, parlando di è alcun vivo. Di qualcosa a toccare. Ma dire, premi, qualcuno lo premi, spero che sia uno dei tanti che dovrò ancora prendere. Spero di essere ancora giovane. Volevo ringraziare Anna Maria, tutto lo staff, scusate se mi do le spalle, tutti i presenti, cosa dire? Niente, perché sarà che non viene nessuno. No, anche non è niente, sono contento, tutto sommato fa sempre piacere ricevere dei premi. Grazie a te. All'Oscar sarà difficile, non c'è problema, non c'è problema. Va bene, noi siamo contenti, come al calcio, un minuto per minuto, come diceva il grande Fossati. Poi metti a parlare del soffitto, come diceva il grande Fossati, che dice l'arbitro aveva fatto male, che all'arbitro non si può amputare niente, diceva. Allora neanche Grazie, andate. Grazie. Perfetto. Un intervento eccezionale, grazie Carletta. Quindi proseguiamo con questi prestigiosi riconoscimenti. Ecco, non è un fuori programma, ma anzi era in programma la performance della Anna Maria Cappello, la performance poetica, dopo appunto sì, abbiamo fatto fare l'intervento a Carletta e ha scombusolato. Allora chiamiamo quindi Anna Maria Cappello Non mi sentite, va bene. Onorata e felice io di essere vicino a voi e in primis tu sei un personaggio
e abbiamo un grandissimo Gobi 2, veramente. No, lui riesce in un attimo, in 2 minuti, ti trova subito un argomento da far sorridere. Oggi come oggi abbiamo bisogno anche di un po' di sorrisi. Purtroppo, vediamoci su. Viva Roby Carletta! Qualcosa. Dunque scusate, alla fine, all'inizio, devo fare. Scusate, volevo fare un ragionamento con voi, breve e dopo tutti, brevissimo, e poi ci sarà un altro premiato, immagino. Perché lo sapete che i tedeschi non viene, c'è il Covid. E quindi a questo punto non me l'avevano detto. E quindi io devo cercare di riempire lo spazio. Allora, voglio fare questo ragionamento. Questo premio viene in qualche modo offerto nei luoghi più prestigiosi della nostra città, soprattutto da un punto di vista istituzionale. Tant'è vero che l'ultima volta è stato dato questo premio a Palazzo Tursi, che è il palazzo prestigioso del municipio dove risiede il nostro sindaco. Oggi questo premio ai genovesi illustri di alto profilo come Carlo Rock qui, gli è stato conferito in questo palazzo importante che è il palazzo della prefettura. Fin qui mi avete seguito con una certa attenzione. La prossima volta, il prossimo premio verrà consegnato alla questura centrale, come diciamo, e l'ultimo, per concludere l'anno, verrà consegnato direttamente presso la casa circondariale di Marassi, dove ci saranno tutti i genovesi veramente. Io sono nato a San Fruttuoso, che è un quartiere, soprattutto io sono nato nel 46, quindi fate un attimino i conti, era un quartiere frequentato soprattutto da popolazioni indigene, calabresi, siciliani, napoletani, cioè gente che arrivava da altri mondi. L'italiano era culturale, però loro cercavano anche di adeguarsi alla lingua locale, tipo mia non stare a rompere le palle, ma se che dentro lo rivedo umani, quelle cose, capisci? E chiunque che abitava lì cercava di riscattare il proprio disagio sociale sperando di diventare nella vita qualcuno. Bella questa cosa. Io vi voglio citare coloro che avrebbero desiderato in quel quartiere, oltre a me naturalmente che sono nati da Giovanni Torti, c'era Beppe Grillo, Donato Bilancia, solo che Bilancia voleva fare il comico e Grillo voleva andare in galera, ma credo che Grillo adesso mi pare che sia sulla buona strada. Poi c'era anche il Orlando Portento, che era quello del Triche Ballacche, che io mi volevo allacciare a questo personaggio che un pochino ricorda anche Carlo, no, nei generi, perché aveva fatto Radio Genova Sound insieme a Dado Tedeschi, sono stati i primissimi a avere questo ramo. E poi bene o male tutti si sono fatti conoscere, ognuno per il suo settore. Quindi covava in noi questo desiderio di riscatto, di crescita, e un po' di ambizione, di vanità. E allora che cosa è successo? Vi voglio raccontare un episodio molto personale della mia vita, perché a 13 anni io ho sempre avuto una sorella che poi vi presenterò, che è qui presente, ma come chicca finale, poi la facciamo alzare in piedi, che ha 3 anni meno di me. Quindi quando io avevo 10 anni, cioè 13 anni, lei ne aveva 10. E a me è venuto in mente questa cosa, mi ha detto Paola, perché si chiama Paola, io Roberto, Paola, basta, non c'è altro da dire. Gli ho detto, vedi Paola, io ti devo dire una cosa, io abito in questa casa, in via Giovanni Torti, ma questi, tuo padre e tua madre, non sono i miei genitori, perché io sono figlio di Pirelli.
perché io gli ho spiegato, di Leopoldo Pirelli, il quale mi ha messo in questa casa per fortificarmi, crearmi una forza in maniera tale che come finisco le medie mi manda al liceo in Svizzera e io riprendo la mia carriera e inizierò a essere formato per diventare poi un grosso imprenditore italiano. Tu mi hai seguito fino a... No, perché guardi il sorriso, te ne fate vedere, no, lei va alto, ma fa piacere avere uno che racconta delle cose di casa tua e lei guarda il soffitto, guarda la situazione, del resto c'è in una stanza, vicino Paolo. Allora, mia sorella, disperata, è andata dai miei genitori, ha detto a mia madre, gli ha detto: ma mamma, lo sai, ma è vero che Roberto è figlio di Pirelli? Ma cosa stai a sentire tuo fratello è un deficiente? Che cosa vuoi che... No, perché ha detto che poi vai in Svizzera, che poi vai da suo padre. Insomma, sta di fatto che mia madre, lei che ce l'ha messa a piangere, una tragedia, poi tutto si è sistemato. A distanza di anni, un giorno in ufficio, perché io ho sempre avuto il piano B, ho fatto l'attore ma anche il dirigente in una compagnia di assicurazioni, che è quella che mi permette, come ripeto, di avere la pensione a fine mese, no? Se fai l'artista me ne cucuro tutta la roba. E allora arriva questa telefonata in ufficio di mia sorella che mi dice: volevo fare le condoglianze per la morte di tuo padre. Papà è morto qualche anno fa. Dice: no, ci sono i funerali domani mattina a Portofino. Io ho detto: guarda, c'è qualcosa che non va. Ma scusa, domani Leopoldo Pirelli, no? E allora lei a distanza si è ricordata e io ho scoperto una cosa, che non ho ereditato le gomme, ma quelle da masticare. Mia sorella Paola Carlotta, ho raccontato questo solo e soltanto perché non sapevo dire. Allora, lei ha quando andavamo al Lido negli anni 60 Ruggenti, lei lo fate esordire cantando Ciao Ciao di Pecora Clara. Vuoi cantare adesso? No, nel caso, noi siamo sempre pronti. Vabbè, c'è con la tua amica noi siamo capiti. Esatto. Va bene, detto questo, fai un saluto di auguri. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Grazie, ciao, ma abbiamo fatto così il terreno perché sennò ve lo menate tanto che stanno lì a dire quello, quell'altro che penso, no. Adesso potete continuare a rimenarlo, facciamo qualcosa. A dopo, grazie. Va tutto molto bene, grandissimo Robby Carletta. Volevo sentire sempre, volevo che fosse passato della nostra cittadinanza a portarci con il giro delle nostre quotidianità. Va bene, adesso passo la parola a Cristina Montepilli. Grazie Lucia Vita di questa co-conduzione. Allora, noi abbiamo un altro importante riconoscimento e Intel per Andreanna Serra. L'attestato d'onore Intel 2024 vuole mostrare la gratitudine della Liguria per il grande impegno nei difficili campi della ricerca storica, della conservazione e della archiviazione a Genova, città di fondamentale testimonianza nella storia medievale e moderna d'Europa. Una città che primeggia per la ricchezza dei reperti romanico-gotici, rinascimentali, barocchi e rococò, neoclassici ed eclettici. Per la complessità dei problemi concettuali, per l'importante contributo nella crescita del turismo culturale a Genova, quindi l'attestato letto per Andreanna Serra a Lucia Vita. Ente nazionale per il tempo libero, delegazione regionale della Liguria, decreto dirigenziale di assegnazione, giornate europee del patrimonio 2024, attestato Ente 2024 al merito culturale e scientifico. Il sottoscritto architetto Alessandro Casareto, sentiti i membri della commissione, decreta il conferimento dell'attestato d'onore a Andreanna Serra, storica dell'arte e archivista, conservatore responsabile del Polo Storia e Memoria Cittadina di Genova.
A tal fine si riportano le motivazioni adottate dalla Commissione. Adriana Serra nasce nel 1963 a Genova, dove risiede sposata con 2 figli. La formazione scolastica e professionale di Adriana Serra si articola in diversi studi e specializzazioni. Dopo il diploma liceale si laurea in lettere classiche con indirizzo artistico, presentando una tesi in storia medievale. Nel 1998 approfondisce gli studi in archivistica, paleografia e diplomatica presso l'Archivio di Stato di Genova, un'eccellenza istituzionale e un vanto della nostra storia genovese. La sua carriera iniziò con l'insegnamento al liceo classico e contestualmente con la partecipazione a varie campagne di scavo archeologico in Liguria e in Lombardia. Da circa un ventennio Adriana Serra è curatrice di collezioni storico-artistiche e attualmente opera nella direzione Politiche Culturali, Musei di Genova, e riveste la funzione di responsabile del Polo di Storia e Memoria Cittadina, comprendente l'Istituto Mazziniano Museo del Risorgimento, l'Archivio Storico del Comune, il Centro DocSai con la Biblioteca di Storia dell'Arte, l'Archivio Topografico e Fotografico. È Adriana Serra a dichiarare, come molti dei miei colleghi che operano in questo campo, amo il mio lavoro, che interpreto come una sorta di missione e di servizio verso la comunità. Infine, Adriana Serra è impegnata da molti anni nell'attività di volontariato ed afferma: la mia grande passione è il mare. Genova si onora di aver dato i natali alla storica d'arte e archivista Adriana Serra. Prego, Adriana Serra, le lascio la parola se tanto c'è. Andiamo in centro. Qua, prego. Aspetta, devo imparare a leggere. Allora, invito il Presidente dei Liguri e la signora Rixi Cifri di Genova, Casanova, a partecipare alla consegna, e ti chiederò, perché c'è una cosa strana, che io nell'82 ho fatto il restauro della casa Mazzini, che è diventato Museo del Risorgimento, e oggi scopro una signora che tra tante cariche che ha anche quello di si condensa nella sua carica più generale anche quello, il Museo del Risorgimento. Il portone in ferro, eccetera, così lo farò progettato io, e anche l'ascensore che ho rovinato un po' tutto. Poi va bene, prima allestimento di neomorabito e tutto il resto, poi avete evoluzionato altre volte. Sì, io da poco che sono arrivata, sì, quel primo allestimento era un allestimento molto interessante che stiamo un po' cercando di riscoprire, ma non abbiamo più mobili storici, non li abbiamo più. Non ci sono più, ed è un po' un peccato. Il bilancio ero fatto da una ditta che faceva riparazioni navali a Genova, quando c'erano quei mobilieri che facevano, grazie a Dio, ancora adesso nello yachting mondiale. Sapete che le 2 più grandi aziende sono l'Atlas e Ferretti, il gruppo Ferretti, che ha anche CIR, eccetera, e sono i più grandi costruttori di maxi yacht e yacht al mondo. Questa è una cosa che purtroppo non ce lo ripetiamo mai abbastanza volte, grazie all'artistica produzione degli artigiani italiani e della gente che sa costruire le navi. E adesso poi non parlo di Luna Rossa perché se no porta male, va bene. Scusa, ti do la parola, prima di darti poi se vuoi dire 2 parole della tua attività. Almeno un ringraziamento lo devo fare, devo questa pescata dalle mie carte
a Anna Maria Campello, che veramente mi ha prelevato perché è venuta casualmente a fare delle visite in alcune strutture di cui sono responsabile, e così mi ha trascinato in questo premio, di cui naturalmente sono grata, onorata. Scusate la caduta, perché io sono molto più noiosa di tutti questi signori che mi hanno preceduto. Comunque mi fa piacere parlare di queste strutture, perché sono strutture, avete sentito, polo di storia e memoria cittadina, è un modo per dire che, diciamo, il mio incarico raduna alcune strutture che sono di tipo archivistico, documentario e storico. Quindi sono strutture che sono un pochettino nascoste al grande pubblico, perché sono archivi sostanzialmente, a parte il Museo del Risorgimento, che comunque è, diciamo, una vetrina, è la punta di un'enorme struttura archivistica che sta dietro, perché è una grande biblioteca specialistica di documenti ottocenteschi e un enorme archivio di manoscritti risorgimentali da Mazzini, Amabeli, Garibaldi, Vixio, armi anche, divise, quindi sono strutture che, diciamo, stanno alla base della conoscenza, cioè sono fonti, è dove si trovano le fonti, e le fonti, diciamo, non sciorinano le loro informazioni così come alle volte può succedere per un quadro. Le fonti vanno indagate, vanno scoperte. Faccio un esempio perché abbiamo fatto una mostra l'anno scorso. Ennio Poleggi, che ha frequentato quotidianamente i nostri archivi, quando si è trovato in mano il documento dei rolli, ha saputo riconoscerlo, altrimenti è un documento scritto che se tu lo passi così dentro una filza in mezzo ad altri 100 fogli, non lo riconosci, non lo sai leggere. Quindi ha saputo riconoscerlo perché ne aveva letto di quei fogli, altri 1000, tutti i giorni era stato lì a guardarlo. E allora, oltre ad averlo riconosciuto, mi ha anche compreso l'importanza, perché aveva avuto la possibilità, leggendo, guardando, giorno dopo giorno, con un po' di fatica, aveva avuto la possibilità di capire la contestualizzazione di un documento del genere. Faccio questo esempio perché naturalmente le giornate dei rolli sono, diciamo, uno degli eventi del marketing culturale di cui parlava l'assessore, no? Più importanti, ma dietro ci vuole una conoscenza diciamo stratificata, anche un po' faticosa, anche un po' noiosa, anche un po' pedante talvolta. Lo dico perché queste strutture hanno spesso bisogno di fonti, hanno spesso bisogno di personale, e spero veramente che l'amministrazione complessivamente, che fa tanto, tuttavia non le dimentichi, e che, perché diciamo, quello che appare è il risultato di quello che c'è dietro. Grazie. Per me è stata una scoperta veramente la sua, e mi ha colpito subito, perché per le nostre eventi sarà un piacere venire a trovare, perché questo stupendo lavoro è veramente grosso. Ci sentiamo volentieri. Grazie a tutti. Quindi abbiamo fatto un lavoro marketing. Grazie di nuovo, grazie della tua cosa. io mi hanno detto perché quando l'ho ascoltata sono rimasta incantata veramente, e quindi ci tenevo. Tanti non sanno il lavoro anche di un dipendente pubblico, dato che io ho lavorato sia nel privato che nel pubblico, devo dire che ci sono persone
come vedete hanno passione, arte, l'anima e il cuore veramente. Un applauso a un grande presidente dei Liguri nel mondo, 2 parole per il mio presidente che devo dire è il nostro mandatore. Io avrei voluto che leggesse una poesia, ma 2 righe le voglio dedicare a lei, perché ha parlato di Rolli, ma proprio ho estrapolato 5 versi dai Palazzi Rolli e li dedico a lei e a voi tutti. Genova schiude le porte, custodi del suo passato, ma quando le spalanca è audacemente bella e si illumina d'immenso dal mare della lanterna. Grazie. Abbiamo anche un altro momento poetico, quindi chiamerei qui Alberto Falabrino e Paolo Falabrino, figlio Dopo questo momento, diciamo, di poesia abbiamo nuovamente il duo Cosso, quindi arte, poesia e musica. Cercheremo di essere velocissimi, mi rendo conto. Allora, io da qualche anno mi diletto a scrivere delle poesie, faccio l'architetto come mestiere, mi ritengo di tempo. Queste poesie sono sempre di natura autobiografica. Perché le faccio recitare dal mio figlio? Perché non sono capace a recitare. Questa qui si intitola La costa e il mare. Sono velocissimo. Sì, la fa recitare a me solo perché io sono di formazione umanistica e sono un insegnante di italiano in realtà. Però faceva anche prima, quindi... esatto, sì. Lo sostituisco perché dopo tutto a una certa età ormai non... Esatto, esattamente. Allora, la costa e il mare. Alcune considerazioni di natura autobiografica e caratteriale sulla città. Quando torno a casa, attrazione fatale, prendo la strada che costeggia il mare. La costa è lì, la puoi toccare, impalpabile all'orizzonte che confina con il cielo. Oltre la diga, la montagna bianca punta a nord-ovest e scorre lenta. Davanti alla foce suona la sirena, dal suo passaggio avverte la città intera. La terra a volte brucia, a volte trema, il mare in movimento non lo puoi domare. Se risalgo la collina e guardo il mare, l'orizzonte è un ampio arco che percepisco appena. Quell'orizzonte di acqua ed aria, di cielo e mare, fascino e tormento del navigante. Mi ricorda l'antica scoperta che da Colombo ebbe conferma. L'uomo che dai Monti Liguri vide curvare il mare e pensò tonda la terra. L'uomo che oltre l'oceano scoprì l'America, ignaro del premio, la gloria eterna. Mare, liquida distesa che la vita umana hai generato sul pianeta. Quell'umana specie che senza ritegno oggi di te non ha rispetto. Quanti uomini con barche e navi sul mare sfidano maremoti e temporali? E quanti naviganti di ogni età e fede hai graziato nei millenni? Quanti eroi sconosciuti hai accolto nei tuoi fondali? Ti guardo, calmo, mosso agitato, turchese, azzurro, verde, grigio, infangato. Annusi i tuoi odori, a volte sgraditi, ma sempre familiari. Ascolto l'onda che si infrange sulle rocce scure e sulle banchine chiare. Ti osservo, rifletti mille luci, bianche di giorno, rosse all'alba e al tramonto. Mare, intima riserva, ti prego, ed una calma serena mi viene a trovare. Facciamo l'ultimo commento che parla di Genova, cielo più,
è una tecnica di quantilismo alla francese. Monti più, città più, mare uguale, Genova spettacolare. Prova, funziona, sì. Allora io passo la parola a Cristina Montefini. Intanto volevo anche ringraziare dalla nostra regia, quindi la proiezione ovviamente di foto e contenuti, quindi grazie Jordi, e atteso quindi il momento del duo Cosso, quindi questi grandissimi artisti, fategli veramente un grande applauso. Dato che siamo stati a Vienna e Salisburgo a studiare, allora pensavamo a un valzer di Strauss, così come a Capodanno, per rinfrescarci un po'. Facciamo d'aria condizionata, sì.
Facciamo dire una poesia ad Anna Maria Campello, voleva dire ancora una... Sapevo che voleva dire ancora... È qua. Intanto il tema delle giornate europee del patrimonio è Patrimonio in cammino, quindi noi abbiamo deciso di dare questo titolo In cammino per Genova, e quante cose si incontrano per Genova. E quindi io volevo... Allora, questa è una poesia, una fotografia che è una poesia. Guardate questo bambino, cogli l'attimo, non vorrei peccare di modesta, ma ho avuto il premio internazionale artista fotografa. Guardate gli uccellini che aspettano questo bambino con la focaccia. C'è un altro uccellino sulla roccia e tre che stanno arrivando. Io voglio dire, viva la focaccia genovese, è cultura, è arte. E in questo mio libro ho dedicato appunto un breve cenno alla poesia. Fragranza di focaccia, che bella la città, al mattino presto, con l'aria frizzantina che odora di salsedine. Mentre attendo il bus, l'ispiro con piacere. È come un elisir della giovinezza. Svanisce nella via il torpore della notte, esamina pian piano la sonolenta strada. Occhieggio una vetrina con la serranda alzata, fragranze di focaccia, e inizia la giornata. Viva la giornata! Grazie Anna. E ovviamente avevamo l'ultimo attestato del nostro special guest Corrado Tedeschi, che come sapete non è potuto essere qui oggi, ma vi leggerei comunque l'attestato. Potrà esserci una sorpresa prossimamente, perché dovremo averlo in un altro evento e ovviamente lo avremo anche per la nostra Ligurians Grand Tour, il format dove sarà ospite e dove appunto sarà intervistato proprio per l'occasione di questo riconoscimento Intel. L'attestato d'onore Intel 2024 a Corrado Tedeschi vuole testimoniare la gratitudine della Liguria per il suo grande ed inimitabile contributo nella valorizzazione del mondo dello spettacolo, un mondo ricco di problemi e di qualità, un mondo polivalente, un mondo che si avvale da oltre 50 anni della presenza di Dado Tedeschi. Quindi Lucia, ti do la parola Sì, intanto appunto voglio dire che Ente Nazionale per il Tempo Libero, Giornate Europee del Patrimonio 2024, attestato Ente 2024 al merito culturale e artistico, decreta il conferimento dell'attestato d'onore a Corrado Dado Tedeschi, attore e conduttore. Ritira il premio Carlo Barbero. Parlare di Dado penso che sia una stupidata, perché si conoscono Dado Tedeschi già dai tempi della radio, Dado e Carlaccio. Io lo vidi e lo conobbi tanti anni fa e ci si vedeva sempre allo stadio, perché è santoriano come me, e ci si vedeva lì e si facevano tante belle battute. Io volevo tra l'altro innanzitutto ringraziare, oltre che tutti voi, volevo ringraziare anche il signor Pietro Scioli della PS Produzione, che è quel signore seduto dietro la telecamera, che assieme a lui, diciamo che io sono cresciuto anche assieme a lui, perché se sono diventato e non avete premiato, mi dispiace che sono molto con altri, mi dispiace che lui per fare Tedeschi. È una cosa familiare, perché poi è fatta in misura, però avrà tutte le occasioni di essere rappresentato perché abbiamo anche lui, sia in podcast, sì, scusa, non sono un attore, si capisce, sono solo un umile architetto. Va bene, quindi grazie per lo consegni da parte nostra, poi lo vedremo in altre occasioni. Bene.
Siamo arrivati alla fine di questo meraviglioso evento e intanto io chiedo a Cristina di venire davanti, così siamo tutti qua. Intanto io ringrazio Entel, Alm e ringrazio tutte le personalità intervenute, tutti gli artisti premiati, e veramente tutti e nel ricordare il prossimo evento che sarà in ottobre dal titolo Lo Stanghello Senese, e salutando un musicista che è presente, Angelino Satta, che è venuto a trovarci, insomma dovremmo salutare tutti, lascio la parola a Cristina Montepilli, a Maria Campello se vuole dire qualcosa, e ringrazio il gruppo storico di Volta, ringrazio davvero tutti, venite qua, venite che facciamo questa chiusa assieme, nell'attesa di rivedervi tutti al prossimo evento. Vi saluto e vi ringrazio, mi raccomando al prossimo evento. Passo la parola a Cristina Montepilli. Chiamerei qui davanti anche il Palabrino, che fanno sempre parte, insomma, di questa grande organizzazione. Se volete venire qui avanti, ci poniamo, va bene. Vi aspetto martedì mattina alle 11. L'ingegner Menini non ha bisogno di microfono. No, se vogliamo venire no, qui davanti, così facciamo da contorno a questi grandi musicisti. Signora, dove passa? Sta vedendo. Mi passa avanti a telecamera. E quindi vi ricordiamo che anche in questo momento siamo in diretta su Radio.tv e poi verrà trasmesso nei prossimi giorni anche un reportage di questo evento, e nel reportage ci sarà anche qualche momento dedicato alle giornate europee del patrimonio a Monte Carlo, perché con Anna Maria Cappello e tutta l'organizzazione Entel già da diversi anni abbiamo questo binomio, quindi questo scambio culturale e di promozione di arte e apertura quindi europea al patrimonio. Farei dire ancora due parole a Anna Maria Cappello per chiudere questo meraviglioso evento. Non posso che dire grazie a tutti, ai collaboratori, a questi grandi e grazie anche al pubblico, perché senza pubblico non c'è anima. Cristina Montepilli. Grazie di cuore a tutti. Devi più avanti, grazie. No. Sì. Ho la fonate. Andiamo.
raccomandazione. Quando io sono entrato ho visto delle, soprattutto donne, signore, che mi hanno riempito le tasche di santini. Non so se ce l'avete anche voi. La prima cosa che li avete capito di cosa si tratta? Perché mi avete messo qui, vedi, questa roba qui, variegate. Allora mi è venuto in mente uno slogan che potrei fare. Prima lo assaggi, poi lo sbucci, vota Bucci.